L'ASP di Agrigento, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Parco della Valle dei Templi, in collaborazione con i vari servizi del territorio, hanno organizzato oggi la passeggiata nella valle in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo al fine di favorire la diagnosi e la riabilitazione e promuovere l'inclusione. Ampia la partecipazione di alunni di scuole provenienti da tutta la provincia e delle tante associazioni che quotidianamente si dedicano a ragazzi che soffrono di questi disturbi, che interessano in Italia oltre 500.000 persone, circa l'1% della popolazione, con un aumento costante delle diagnosi di circa 5.000 nuovi casi all'anno. Dottore Vetro, ecco, lei è responsabile dell'area che diciamo, cura questo settore. Oggi questa iniziativa bella, anticipiamo ad Agrigento di 2 giorni la festa sull'autismo. Ecco, quanto è importante discutere di questa malattia. Buongiorno, è molto importante e infatti facciamo questa giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Perché è importante la consapevolezza? Primo per i numeri, noi abbiamo in Italia si stima che un bambino ogni 77 abbia un disturbo dello spettro dell'autismo, quindi tutti i bambini, tutti i ragazzi sono coinvolti perché il compagnetto di classe, sì, il fratellino, il vicino di casa, ognuno di noi o l'insegnante, quindi siamo tutti coinvolti, quindi è giusto conoscere, perché dalla conoscenza deriva il rispetto e deriva poi anche l'organizzazione della società. Con i tempi che ci vogliono, però è un discorso importante. Chi sono i bambini autistici? I bambini autistici sono, la maggior parte sono maschietti, abbiamo 4 maschi per una femmina, c'è la familiarità, abbiamo famiglie con 2-3 bambini con disturbo dello spettro. Autistici si nasce, autistici si diventa, autistici si nasce. Questo è molto importante perché ci sono stati tanti fattori, sì, che invece hanno creato sensi di colpa e difficoltà nelle famiglie, perché quando si dice, c'è stata anche nella storia recente dei mamme, dei bambini autistici, mamme frigorifere, anaffettive, come se la colpa fosse loro, oppure i genitori che avevano vaccinato i figli a causa del vaccino. Queste sono tutte false notizie, sì, e quindi è giusto avere questa consapevolezza che i bambini si nasce così, non si vede subito, perché non c'è un marker, se non c'è un esame che si può fare, si vede 2-3 anni perché i bambini hanno problemi di linguaggio, di comportamento, sì, possono avere problemi non ti guardano negli occhi, se la mamma la chiama non si gira, tutta una serie di segni che sono di allarme, che comunque ormai la comunità, i pediatri, abbiamo pediatri bravissimi che sono in grado di individuare subito. Ad Agrigento penso che tutte queste iniziative hanno creato questa consapevolezza, ognuno per la propria parte, anche nell'organizzazione di servizi. Abbiamo diversi servizi, non riescono diciamo, a dare delle risposte a tutti, però dei servizi ci sono, e ci sono perché c'è questa consapevolezza. Quindi questo è il senso di questa passeggiata, che ognuno di noi, i genitori dei bambini autistici che vedono tante persone, vabbè, è vero, mio figlio non parla, però parlano i loro compagni di scuola, mio figlio si arrabbia, però ci sono i suoi compagni che sanno come calmarlo. Mio figlio ha dei talenti, perché spesso hanno dei talenti che non vengono fuori, perché non sono ragazzini che dicono io lo so fare, lo dico io. Quindi c'è bisogno di bravi docenti che li conoscono, di bravi compagni che li conoscono per fare venire fuori i talenti. E questo è il senso di questa giornata. Nome e cognome per i titoli? Io, Antonio Vetro, neuropsichiatra infantile. Oggi molte scuole coinvolte in questo evento, in questa giornata che l'ASP ha voluto anticipare. Ecco, lei è uno degli attori che ha contribuito a questo evento, a questa organizzazione. Sì, io penso che quest'anno si sia raggiunto un record sia come presenze che come partecipazione. Abbiamo 52 pullman, si stimano intorno alle 7.500 presenze. È un evento che è cresciuto nel tempo e che ci consente di riflettere tutti insieme sul fenomeno dell'autismo. Pensiamo che sia veramente una bellissima iniziativa curata dal dottore Vetro, da tutta l'ASP, e alla quale noi abbiamo aderito con grandissima emozione
molto convintamente. Grazie. Ecco, anche il vescovo oggi di Agrigento, Damiano, ha voluto essere presente e dare la sua testimonianza. Ma questa iniziativa è importante circa la consapevolezza sull'autismo, questa sindrome che più spesso viene riconosciuta, viene diagnosticata e che grava sulle famiglie innanzitutto, no? Che si trovano a vivere, a gestire, a supportare certo, un problema che è più grande di loro e che visita le loro famiglie. Allora incontrarsi, rendere visibile in qualche modo l'attenzione su questa realtà mi sembra veramente importante. Ecco perché da questi momenti, da queste manifestazioni si possano anche immaginare strategie amministrative, politiche per poter accompagnare, studiare il fenomeno, ma anche proporre soluzioni per un accompagnamento sempre più maturo, sempre più adulto e responsabile. Sì, oggi diciamo che siamo scesi tutti qui in valle, anticipando quella che sarà il 2 aprile, la giornata mondiale della consapevolezza per l'autismo. È un modo per scuotere le coscienze, per far capire che ci siamo, però in realtà come rappresentante della mia associazione, sono la vicepresidente di Vita Autismo, in verità ci sarebbe ancora tanto altro da fare, da costruire, che ripetiamo anno dopo anno, perché questi riflettori si accendono sempre in prossimità della giornata del 2 aprile, però poi si spengono e i problemi rimangono. Parliamo sempre della necessità di fare rete, sì è vero, oggi qui vediamo il mondo delle scuole, il mondo dell'associazionismo, però io mi chiedo, tra una settimana cosa resterà di questa passeggiata nella valle? Quindi ci sono delle emergenze, ci sono delle urgenze che soprattutto noi genitori abbiamo bisogno di trovare delle risposte. Fin quando i nostri ragazzi sono nel mondo della scuola, ecco, hanno anche la possibilità di stare insieme ai loro coetanei, ma quando dal mondo della scuola si esce, io ve lo ripeto ogni anno, poi lì c'è il buio, perché noi genitori ci inventiamo le attività che è necessario portare avanti per favorire un percorso di crescita e consolidare le competenze che a scuola i ragazzi hanno acquisito, ma tutto questo in realtà non c'è, continua a mancare. Abbiamo la necessità, ecco, che tutto quello che si scrive nelle leggi, nel piano unitario per l'autismo, ecco, venga messo in pratica, la necessità di avere anche perché no, degli sbocchi lavorativi per i nostri ragazzi, delle possibilità di fare non solo terapia, ma ecco, ore in cui trascorrere serenamente il loro tempo libero. Ecco, io mi auguro che ancora una volta questi riflettori non si spengano e che tra una settimana, tra un mese si parli di autismo, ci si sieda ad un tavolo e si cerchi davvero di costruire. Signora, da dove venite voi? Siamo diverse classi, siamo l'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio e siamo qui insomma per fare questa passeggiata in onore della giornata per l'autismo. I ragazzi hanno fatto dei lavoretti, hanno fatto dei cartelloni e siamo venuti qua. Dico, è bello parlare di queste cose. Sì, anche sì, è bello anche per sensibilizzare un pochino i ragazzi, insomma, anche se sono piccolini, però già è giusto parlare di questi argomenti, ecco, già nelle varie scuole. Sono qui con il Liceo Politi di Agrigento, con la mia classe, con la quarta B Scienze Umane, e siamo felici di essere qui per questo momento di grande importanza. E speriamo che sia una sfida quella dell'autismo, perché questa passeggiata rappresenta un momento di condivisione e di cooperazione tra tutti, scuola, territorio, tutte le agenzie del nostro territorio, quindi associazionismo, club, quindi dobbiamo tutti fare qualcosa per dare un futuro e un'opportunità a questi giovani e mi auguro che
che al più presto si possa riunire un tavolo tecnico per tener conto di questa situazione e cercare nel tempo più breve possibile di trovare una soluzione anche lavorativa, perché ritengo che essere cittadini significa in primo luogo essere lavoratori. Diamo dignità a noi stessi e a questi giovani. Qualcosa È una di- bellissima iniziativa che toccano con mano i bambini la realtà che purtroppo avanza in questo. Voi avete casi di questi a scuola? Nell'istituto Sì, certo, sì. senz'altro, in classe no, però è una bella esperienza, hanno lavorato su dei cartelloni, abbiamo lavorato sul vissuto. E quindi È giusto parlare è di giusto. queste cose. È giusto sensibilizzare soprattutto i bambini. Avete questo scriscione insieme Santa Chiara per Volare l'Alto. Ecco, da dove venite e com'è questa, come considerate questo evento? È un evento importante perché è importante. Da dove venite voi? Noi veniamo qua da Agrigento, a scuola Santa Chiara, dietro il villaggio Mosè. Siamo qua per partecipare e dare il nostro piccolo contributo con la presenza per quanto riguarda un tema molto importante poi che riguarda un po' tutta la società. Signora, lei vuol dire qualcosa? No, che oggi è Sì. una giornata importantissima, che è la consapevolezza sull'autismo, anche se la consapevolezza è tutti i giorni, non Sì. soltanto un giorno, però è bellissimo vedere tutta questa affluenza in questo giorno così importante. Valentina Oliveri è una mamma che oggi è qui e ci vuole dare la sua testimonianza di quello che si vive quotidianamente. Grazie, buongiorno, sono molto felice di questa giornata, sono soddisfatta che finalmente ci sia tanta divulgazione, se ne parli tanto. In qualità di mamma di un bambino autistico oggi sono qui, sta arrivando mio figlio con la sua scuola e sono veramente grata a tutti gli organizzatori di questa giornata meravigliosa affinché se ne parli sempre di più. Grazie.